Approvato sul filo di lana il bilancio di previsione del 2011. Soddisfatto il sindaco Marco Zambuto, che questa mattina ha convocato a Palazzo dei Giganti i giornalisti per fare il punto della situazione, lanciare un messaggio di ringraziamento ai consiglieri comunali, anche quelli di opposizione, e soprattutto per presentare la lunga e corposa lista dei debiti fuori bilancio pagati negli anni 2007 e 2011. Si tratta di soldi relativi ad impegni assunti negli esercizi finanziari degli anni antecedenti il 2007 senza relativa copertura finanziaria. L'amministrazione comunale, ha sottolineato Marco Zambuto, in 5 anni di attività finanziaria ha dovuto utilizzare la somma di oltre 26 milioni di euro, di cui 10 milioni attraverso la contrazione di appositi mutui, prelevandola dalle risorse del proprio bilancio comunale per far fronte agli onerosi debiti fuori bilancio contratti dalle amministrazioni in carica precedentemente al 2007. Solamente nel 2008 il comune di Agrigento ha pagato 11 milioni e 305 mila euro di debiti fuori bilancio. Con quali introiti è riuscito il Comune a pagare i debiti fuori bilancio? Guardi, noi siamo riusciti con l'ufficio urbanistica negli anni che vanno dal 2007 al 2010 a introitare più di 30 milioni di euro relativi appunto a oneri di urbanizzazione. Poi siamo riusciti a realizzare delle economie importanti, la riduzione delle indennità, i tagli che abbiamo fatto di consulenti, di esperti, tutti i tagli, diciamo, di spese voluttuarie. Io voglio ricordare come noi non abbiamo più utilizzato un euro dal bilancio comunale per fare una qualunque iniziativa di natura culturale. Siamo andati, grazie a un rapporto con l'ente parco, a utilizzare i fondi del 30% della Valle Templi per riuscire a dare alla nostra terra iniziative di carattere culturale che non potevano mancare alla nostra città. Poi sul settore sociale siamo riusciti a fare enormi risparmi sul bilancio comunale, garantendo però sempre i servizi, perché abbiamo preso i fondi dal distretto sociosanitario. Abbiamo messo in atto cioè una serie di misure che hanno sgravato il bilancio comunale e quindi hanno consentito al bilancio comunale di poter andare a pagare i debiti che erano a carico nostro, però dall'altro lato riuscire a garantire i servizi.